Sono passati tanti giorni dall'ultima volta che Bagheria ha conosciuto il campionato di eccellenza. Il numero è incredibile, 4.368 giorni. Oggi però ci sono tutti i presupposti per provare a far festa, Aspra permettendo. Amici di Sportisiri, bentrovati da Francesco Cammuca allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Aspra, ultimo giorno di scuola per il campionato di promozione Sicilia, girone A. Un derby come nelle migliori tradizioni per assegnare o per non assegnare il titolo di regina di questo girone, che ha visto per larghi tratti di questa stagione una regina, una proprietaria, ovvero sia il Montelepre di mister Peppe Guida. Poi però alla penultima curva è arrivato il sorpasso da parte degli uomini guidati da Angelo Tomasello, i quali hanno 90 minuti per suggellare il tutto, per dare gas per l'ultima volta e riportare dopo 12 anni il Bagheria in eccellenza. Sono successe tante cose in questi 12 anni, in questa piazza, in questo stadio e a questa società che nel frattempo è anche stata costretta a ripartire dai bassi fondi del calcio regionale, ma adesso tutto sembra pronto, tutto sembra costruito per far sì che torni questa piazza importante della provincia di Palermo. Siamo a una decina di chilometri dal centro abitato del capoluogo di regione, per far sì che questa piazza torni a respirare il calcio che la piazza merita e che questa società merita, una società che ha ricostruito tutto praticamente da zero, con un campionato come quello dello scorso anno in cui si è cercato soprattutto di stabilizzare, soprattutto di ripartire, in vista poi di una stagione che non poteva non vedere, considerando investimenti e considerando l'arrivo di giocatori e anche di staff tecnico di un certo spessore, di tornare a essere protagonisti in quella che è la Serie A del calcio dilettantistico regionale. Dopo questo minuto di silenzio per ricordare Sara, che di fatto è stata l'ultima in ordine di tempo, speriamo che lo sia definitivamente, di questi episodi di violenza ingiustificati e ingiustificabili nei confronti delle donne. È proprio a quasi un mese da quella che è stata la celebrazione della Giornata internazionale della donna, volgarmente ribattezzata Festa della Donna, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di episodi che nulla hanno a che vedere con il genere umano in generale. Entriamo in cronaca dopo questo toccante minuto di silenzio. Ricordiamo domani, a pochi chilometri da qui, a Misilmeri, città d'origine di Sara, è stato indetto lutto cittadino e non poteva essere altrimenti. Andiamo allora a vedere le due formazioni, visto che siamo entrati definitivamente in cronaca di questo Bagheria Aspra. Partiamo dalla formazione di casa, dal Bagheria di mister Angelo Tomasello, che guadagna un fallo laterale in zona offensiva. In porta gioca Cagnina, la linea difensiva vede Di Giorgio che cambia per l'ennesima volta ruolo in questa sua stagione. Oggi fa il terzino sinistro, qui intanto opera questo cross, colpo di testa subito da parte di Caracappa e pallone che si perde al lato, occasione subito per uno dei protagonisti, dei grandi protagonisti, non soltanto a livello realizzativo di questa stagione del Bagheria, ovvero sia Samuele Caracappa. Qui ancora fallo laterale per il Bagheria. Allora torno
della formazione oggi in maglia bianca, in tenuta bianca con calzettoni neri, che attacca in questo primo tempo, come avete avuto già modo di vedere, da sinistra a destra nei vostri schermi. Qui ancora con il lancio Rama a cercare Lucera, fuori gioco. Formazione con Cagnina tra i pali, linea difensiva con Di Giorgio che gioca a sinistra, Costa gioca a destra, i centrali sono Florio e Perricone. Agisce davanti alla difesa Rama. A completare il reparto ci pensano Fiorentino e Caracappa, il tridente con Lucera che agisce a sinistra. Qui intanto Fiorentino mette in mezzo il pallone a cercare Giglio, che invece agisce a destra. La punta centrale è il capitano Giorgio Stassi. Qui con il cross di Caracappa, colpo di testa di Ivan Tarantino, poi altro colpo di testa a mettere fuori. A breve anche la lettura degli 11 scelti da mister Shortino per l'Aspra. Intanto c'è un fischio, un calcio di punizione. Aspra che manda tra i pali Chiello. Vediamo che non è a disposizione l'altro portiere inserito in distinto, ovvero sia proprio Shortino. Poi in ordine numerico col numero 2 Quartuccio, col numero 21 Terranova, col numero 4 appunto Tarantino già menzionato, col numero 5 Ventimiglia, col numero 6 Cina, numero 7 Bordoni, numero 8 Biondo, numero 9 Scordato, mentre intanto Giglio calibra il sinistro, la parata da parte di Chiello, già 2 palle gol in 3 minuti e mezzo per il Bagheria. Qui intanto conclusione sopra la traversa, ci ha provato Di Giorgio. Tra 4 minuti, 3 occasioni per il Bagheria a completare la formazione dell'Aspra. Ci pensano appunto il numero 9 Scordato, il numero 10 D'Agostino e il numero 11 Marco Ciancimino. C'è un ex in particolare, anzi 2 ex in particolare di questa partita, uno per parte, e tra altre cose giocano nella stessa zona di campo, perché uno è Pepe Giglio, componente del tridente come ala di destra del Bagheria. Dall'altra parte a marcarlo il suo dirimpettaio è Alfonso Cina, che ha iniziato la stagione al Bagheria, salvo poi lasciare e approdare proprio all'Aspra. Qui prova a passare Lucera, viene fermato da Terranova, calcio di punizione, una specie di corner corto qui per la squadra di Angelo Tomasello. Tanti giovani, non potrebbe essere altrimenti per il team guidato da mister Shortino che tra l'altro ha preso il posto di Peppe Pagano a stagione in corso, quando già soffiavano venti di burrasca sulla squadra della Borgata, veramente a poche centinaia di metri da qui. Tanto calcio di punizione con Caracappa, è uno schema che prova a favorire Di Giorgio, il quale si è buttato nello spazio, propone questa palla in mezzo, colpo di testa a mettere fuori. Attacco ancora vivo però per il Bagheria, con Lucera che se la sposta sul destro, il cross, colpo di testa a mettere fuori, prova ad arrivare D'Agostino, in effetti arriva, contropiede Aspra, con la corsa adesso di D'Agostino, innescato da Ciancimino, 2 ex Marineo che spingono. D'Agostino è arrivato praticamente al limite dell'area, D'Agostino allarga sulla destra, con la palla che viene inizialmente tenuta in campo da Quartuccio, il quale poi non riesce a salvarla, allora si riparte dal fondo. D'Agostino, uno dei protagonisti in casa Aspra di questa stagione, segnato la scorsa settimana il gol numero 10 del suo campionato. Qui Rama con l'apertura panoramica su Costa, può avanzare il numero 3 del Bagheria che propone centralmente e sbaglia, interviene Cina, pallone centrale, Scordato, vede il movimento di D'Agostino, lo serve, Cagnina però legge in anticipo, esce con i piedi praticamente sulla linea di 3/4. Cina, Florio, naturalmente occhi ed orecchie rivolti anche a Montelepre, dove è di scena la seconda forza del campionato. Qui Stassi, tiro deviato, Chiello non evita il calcio d'angolo, il primo della partita, lo batte la capolista. Tanto per l'occasione ha cambiato postazione Ciccio Tantillo, il direttore sportivo del Bagheria, un'intera stagione
in panchina, oggi siede dall'altra parte. Qui la battuta Caracappa, pallone lunghissimo, colpo di testa di Perricone e la sblocca il Bagheria con Perricone, uno dei più attesi, uno di quelli che nonostante giochi dietro il gol ce l'ha nel sangue. 7 minuti 19 secondi, la capolista l'ha già sbloccata. Arriva il gol da parte di Aldo Perricone, uno dei più esperti, e dunque cambia il parziale al comunale. L'ha già sbloccata la squadra di Tomasello con la firma di Aldo Perricone, il più lesto di tutti su questo calcio d'angolo che sembrava lungo, anche non facile da leggere, da parte di Caracappa, che oltre ai gol entra anche con gli assist in questa lunga ed esaltante cavalcata del Bagheria. Miglior attacco, miglior difesa del campionato la squadra di Tomasello, che qui insiste. Lucera, lo strappo da parte del 10 che arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone, va a chiudere la difesa dell'Aspra. E allora secondo corner. Qui il salvataggio da parte di Lorenzo Ventimiglia, uno dei tanti giocatori giovani andati in campo da Shortino. Ancora Samuele Caracappa alla battuta dell'angolo, altra traiettoria lunga, sempre dalle parti di Perricone, che tocca ancora una volta. Questa volta non indirizza, anche perché è ben ostacolato da Ventimiglia e da Cina. Tanto ricordo che, come sempre accade, c'è la possibilità per tutti gli appassionati di poter seguire tanti appuntamenti di calcio dilettantistico in questa domenica, in questa prima domenica del mese di aprile, con un'altra potenziale festa in arrivo, che è quella dell'Athletic Club Palermo, di scena al Roberto Sorrentino di Trapani contro l'Accademia, già salva, basta un punto già oggi per ipotecare l'approdo storico in Serie D. Una palermitana manca in Serie D da 5 anni, da quando c'era il rinato Palermo di Rosario Pergolizzi e del presidente Dario Mirri. Una seconda squadra palermitana manca nel massimo palcoscenico dilettantistico nazionale da ancor più tempo, da 21 anni, dai tempi della Fincantieri. Partita che naturalmente, quella tra Accademia Trapani e Athletic Club Palermo, come detto prima, potrete seguire in diretta integrale ed esclusiva sul canale YouTube Sportisili TV, al quale naturalmente vi invitiamo ad abbonarvi. Abbiamo superato da poco la soglia degli 8.000 iscritti. Naturalmente grande ringraziamento nei confronti di tutti coloro i quali ci hanno dato, ci stanno continuando a dare fiducia. E per non dimenticare, ultima ma non ultima, in diretta sul nostro canale anche la sfida del campionato di eccellenza, una partita importantissima soprattutto per chi gioca in casa, ovvero sia la Super Giovane Castelbuono, che ospita il San Giorgio Piana. Risultato ancora fermo sullo 0-0 in entrambi i campi dell'eccellenza targati Sportisili TV. E poi ricordiamo domani l'appuntamento con Lo Calcio, partire dalle ore 20:45, con il sottoscritto alla conduzione, si spera affiancato anche da Salvorifici. Ospiti li annunceremo domani, ma inutile dirvi che molto da questo punto di vista dipenderà dall'esito di due delle gare che stiamo seguendo, ovvero sia questa che vi stiamo raccontando dal comunale di Bagheria e quella di Trapani, tra Accademia e Athletic Club Palermo. I due potenziali verdetti, due dei potenziali verdetti di questo weekend, che ha già incoronato la Messana, tornata dopo neanche un anno in eccellenza, ha vinto
il girone B di promozione. Ma qui a proposito di promozione, torniamo in cronaca. Giglio ostacolato e fermato da Terranova. D'Agostino, controllo a seguire non semplice, arriva Costa, anzi arriva Florio, che appoggia Daniele Cagnina, il quale restituisce al suo centrale, rientrato dopo un lungo infortunio, anche lui lungo degente. Non sono mancati i problemi a livello clinico al Bagheria, con l'infortunio di Florio, l'infortunio di Di Giorgio, almeno per quanto riguarda i lungodegenti, e per proposito di giocatori che sono stati fermi a lungo. Anche Giorgio Stassi, vittima, suo malgrado, di un incidente stradale nella prima parte della stagione. Ha stato 3 mesi, ma nonostante tutto ha sfiorato anche quest'anno i 20 gol tra campionato e Coppa Italia. Chi è arrivato a 20 solamente considerando il campionato è Raimondo Lucera, il re dei bomber di questo campionato di promozione. Lui, così come altri, in primis il direttore sportivo Ciccio Tantillo, cerca e sogna il bis dopo aver vinto il campionato di promozione l'anno scorso con il San Giorgio Piano. Caracappa, Perricone, che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia promozione con il San Vito, insieme tra gli altri anche a Manfredi Di Giorgio. Qui la giocata centrale, Fiorentino, conclusione che si perde fuori non di molto, c'è stata deviazione e allora calcio d'angolo. Insiste il Bagheria, che non vuole lasciare nulla di intentato, e fa bene, considerando che quest'anno non sono tra l'altro anche mancate le circostanze in cui la squadra di Angelo Tomasello ha dovuto fronteggiare anche tentativi di rimonta, in particolare 4 partite in cui non è riuscita a capitalizzare il risultato di vantaggio, tra cui lo scontro diretto col Montelepre. Caracappa dalla bandierina, ancora traiettoria lunga, questa volta saltavuoto Perricone, c'è Florio che alimenta dall'altra parte. Florio fermato in calcio d'angolo dall'intervento di Ventimiglia, e allora quarta battuta dalla bandierina a 0 per i padroni di casa. E ancora Samuele Caracappa che attraversa il campo per il corto per andare a battere. La battuta, questa volta primo palo Stassi! L'ha messa il capitano, il gol del 2-0 del Bagheria, e qui non poteva mancare la dedica per la futura nascita, per la futura paternità del bomber e capitano del Bagheria, che al quarto d'ora vola sul 2-0. Due gol del Bagheria, 2 assist di Samuele Caracappa, prima Perricone, ora Giorgio Stassi, e la rete del 2-0. E Bagheria che cerca dunque di ipotecare questa partita, questa vittoria e questa promozione in eccellenza. Ricordo ancora una volta Bagheria che manca dal massimo palcoscenico regionale del calcio dalla stagione 2012-2013, poc'anzi facevo riferimento in sede di presentazione ai 4.368 giorni lontano dall'eccellenza per il comune del Palermitano. L'ultima partita si giocò proprio qui al comunale, era un altro comunale rispetto a quello che si sta cercando di ricostruire, ristrutturare adesso. In quel caso venne a giocare un'altra squadra che indossa tra le altre cose proprio gli stessi colori sociali indossati oggi dall'Aspro, ovvero sia il bianco-blu. Si tratta del Marsala, che quel giorno venne a vincere al comunale con risultato di 3-1, mentre qui c'è il fallo. Alla danni di Giglio, problema al braccio per lui. Ghiaccio! Il fallo di Biondo.
possiamo... Vabbè, possiamo venire fuori allora. Il tempo che esce poi potete giocare. Come Raffa? Il gomito faccio Sbattuto gomito destro, Raffaele Giglio. Viene soccorso. Si riprende. Caracappa, Rama, Florio. Di Giorgio. Viene incontro Fiorentino che vede il movimento di Lucera, lo premia. Lucera sul fondo, alza la testa, sterza sul destro, propone il cross che non si incontra con la corsa di Caracappa. Azione che sfuma ancora momentaneamente in 10 l'Aspra. Rama recupera e adesso può rientrare Giglio una volta che il pallone si è allontanato dalla zona in cui si è trovato. Qui si impegna Manfredi Di Giorgio a recuperare il pallone, a servire il suo amico e compagno di tante battaglie Perricone, che sbaglia. Allora scordato con la palla in verticale per la corsa di D'Agostino. Cagnina va ancora una volta a dettare legge lontano dalla sua area di rigore. Alla fine la palla è anche del Bagheria. Costa in incontro Stassi, visto e servito. Autore del gol del 2-0, ricorda il quarto d'ora. Al 7° minuto invece aveva trovato la via del gol Perricone, che adesso è in gestione della sfera. Qui la gestione qui la palla ancora recuperata dal Bagheria, che gestisce con calma. Rama, Perricone, Di Giorgio. Intanto sta già preparando un cambio Tomasello, da capire se riguarda Giglio o se ci sono altre problematiche di cui tenere conto. Lucera prova a partire, viene fermato, poi recupera palla Bordoni. Qui c'è ancora la palla persa dall'Aspra. Fiorentino fronte alla porta, Fiorentino limite sinistro e c'è gloria anche per Fiorentino, che trova il punto del 3-0 e adesso si scappa senza più timore, senza più guardarsi le spalle il Bagheria. 3 gol di vantaggio. Intanto il cambio al minuto 20 riguarda Florio, che lascia il posto a Bartoloni. Cambio da capire se e quanto forzato. Si tocca la coscia sinistra Florio. In ogni caso è 3-0 già per il Bagheria, quando non siamo neanche a metà del primo tempo. Poco o nulla da chiedere all'Aspra, che la sua salvezza l'ha condotta in porto e che tra altre cose ha vissuto tante vicissitudini in questo, soprattutto nella seconda parte di stagione. Diversi big sono partiti, ma intanto arriva il gol di Giacomo D'Agostino, col numero 11 in stagione per il numero 10 dell'Aspra, che dunque sblocca i suoi. 3-1 qui al Comunale, non siamo neanche a metà primo tempo. La rete di D'Agostino, che dunque praticamente al primo tiro concesso dal Bagheria, forse Bagheria che deve ancora riassestarsi dopo l'uscita di Florio e dopo l'ingresso di Lautaro Bartoloni. Eccolo qui, l'argentino, uno degli argentini arrivati in estate
Poi sono arrivati anche Andrada, che per il momento siede in panchina, e Garcia, che è andato via a dicembre, complice anche il pieno recupero da parte di Stassi dall'infortunio a cui facevo riferimento prima, l'incidente stradale che lo ha costretto a star fuori, infortunio al braccio per lui. Intanto Rama in qualche modo da Di Giorgio, tagliata per la corsa di Lucera, fuori gioco. Riprende il gioco qui al Comunale con Ciancimino che porta su il pallone, allarga sulla destra, Bordoni controlla, la tiene in campo, serve D'Agostino, adesso prova a tenere il pallino del gioco la squadra di Shortino, ricordo subentrato a Pagano, allenatore che con la Juniores ha fatto veramente ottime cose, tanti giovani lanciati, alcuni di loro anche schierati in pianta stabile in prima squadra in questa fase della stagione. Alleggerimento intanto per Alfonso Cina. Biondo, controllo non semplice, inseguito da Fiorentino, tocca indietro Ciancimino, servizio largo a destra per Bordoni che ha tanto campo da prendere, avanza l'ex Marineo, appoggia quello che era stato proprio all'oratorio un suo compagno di squadra, ovvero sia D'Agostino. Prende il centro, scambio con Scordato, arriva anche Ciancimino al limite destro, inclusione fuori, le urla belluine di Cagnina. Intanto già 3 gol nei primi 20 minuti anche a Trapani, altro campo che stiamo seguendo con l'Atletic che è in vantaggio, sta vanificando il vantaggio del Gela. Questo ovviamente non riguarda gli spettatori del campionato di promozione. Gela che in realtà sta pareggiando perché è stato mani scalchi per il Partini Caudace. Lucera, il controllo, ancora il 10, il capocannoniere del campionato che adesso prova a mettersi in proprio, ancora Lucera fermato, poi prova ad arrivare Giglio, risolutivo l'intervento di Biondo. Scordato, fallo di Rama, punizione. Cina, Biondo alleggerisce indietro su Ivan Tarantino, poi la palla che arriva dalle parti di Ventimiglia, lancio a cercare ancora D'Agostino, legge bene Costa, colpo di testa a cercare a trovare i guantoni di Cagnina, predica calma Cristian Costa all'indirizzo del suo portiere, il quale cerca anche di tenere sul pezzo i suoi. Intanto perde una palla non bellissima di Giorgio, poi la recupera con la scivolata Perricone, Rama, Costa, Bartoloni, Stassi col controllo in mezzo a 3, contatto con Biondo, punizione. Problemi per Stassi che si tocca la schiena. Ricordo che non ci sono gli slot per i cambi come nel calcio, diciamo, professionistico. Però è chiaro che ha già utilizzato un cambio il Bagheria con l'ingresso di Bartoloni al posto di Florio. Bagheria che porta con sé in panchina il secondo portiere Crisafulli, poi D'Amico, Gallina, Abate, Andrada, Locascio che rientra oggi, Lopresti e Geraci.
Dall'altra parte a disposizione di Shortino ci sono Cicalese, Sportaro, Sorbello, Tripoli, Randazzo, Tarantino, Gabriele Tarantino, Licausi e Fricano, tutti giocatori dal 2005 in su. Zoppica per via del problema alla schiena Giorgio Stassi. La battuta della punizione affidata a Rama di Giorgio. Fiorentino, Perricone si appoggia a Samuele Caracappa, Assisman. Nelle prime due marcature, quelle di Perricone e di Stassi. È arrivata anche la terza rete da parte di Fiorentino. Qui intanto Giglio prova a mettersi in proprio, la palla va fuori. Torna Stassi, torna la parità numerica, minuto 28 che invece se ne va. Sul risultato di 3-1 per il Bagheria, che ha un'oretta abbondante dal ritorno in eccellenza. Scordato cerca il movimento dei compagni, c'è fallo di Di Giorgio ai danni del numero 9. Tarantino, Cina viene incontro e riceve Biondo, e lui a dettare i ritmi dell'Aspra. Per venire incontro Scordato si muove anche Tarantino, che si sgancia e riceve. Tarantino col palleggio chiama il movimento da parte dei compagni, poi c'è l'errore di Cina, rimedia in qualche modo Ciancimino. Biondo si appoggia a Ventimiglia. Tarantino, Bordoni scambia con Scordato. Ciancimino cerca il movimento di D'Agostino, che in realtà stava andando incontro. Si perde il pallone, non vuole farlo uscire Cagnina, vuole giocarlo subito il portiere del Bagheria, che non vuole partire dal fondo, vuole gestire, vuole anche far scorrere qualche secondo. Fiorentino, fallo di Biondo, la terra. Fiorentino in gol ancora una volta, lui che spesso e volentieri è stato utilizzato anche da falso 9 nel periodo in cui il Bagheria ha dovuto fare a meno di Giorgio Stassi. Eccolo Fiorentino. Perricone scambia con Cristian Costa. Bartoloni prende il centro il 27, che poi cambia gioco, lo fa bene su Di Giorgio. Cerca adesso di muovere il pallone il Bagheria quando siamo nel quarto d'ora finale del primo tempo. Stassi, come sempre, svaria molto il capitano e centravanti del Bagheria, che qui non riesce a tenere il pallone in campo, allora sarà fallo laterale per l'Aspra. Tarantino, Ventimiglia, stop e appoggio su Bordoni. Poi pallone complicato di Bordoni, lo raggiunge Biondo, che poi d'esterno si affida a Terranova. Avanza il 21, Terranova a tutta fascia, prova a passare il via centrali. Costa capisce bene le intenzioni degli avversari, in primis di Scordato. Lucera va da Rama, che controlla in qualche modo la sfera, serve Perricone. Di Giorgio può prendere campo, quasi in posizione di mezzala più che da terzino, poi offre questa gran palla a Lucera, il controllo, la sterzata di Lucera che prova ad andare via all'avversario. Lucera ingresso in area, Lucera serie di finte, viene anche raddoppiato, resiste ad una carica, Lucera scarica indietro, Stassi pulisce per Di Giorgio, ancora Lucera preso in controtempo e allora spazza la difesa dell'Aspra, ma ancora attacco vivo per il Bagheria con Caracappa. Bartoloni
Rama. Perricone. Adesso tutto il Bagheria, eccezione di Cagnina, nella metà campo avversaria. Giglio. Stassi. Muove palla, serve Rama, che si propone. Lucera. Cerca compagni, torna da Rama. Bartoloni. Costa. Perricone. Caracappa. Toccano tutti il pallone in questo lungo possesso palla del Bagheria. Di Giorgio. Caracappa. Scambio con Costa. Poi apertura su Bartoloni. Proprio a un palmo di naso da noi e da voi che state guardando. Caracappa. Pressato da Biondo. Accelera la giocata. Va da Aldo Perricone. Scodella su Stassi. Ancora l'ex San Vito tra le altre. Caracappa. Avanza, scambia con Fiorentino, ancora l'ex Don Carlo Misilmeri. Bartoloni. Lucera. Prova a passare, riesce a saltare il suo diretto avversario. Lucera, ingresso in area, evita anche Cina. Conclusione di Lucera, che piega le mani a Chiello. Poker servito per il Bagheria e nel giorno più importante non poteva mancare la firma del capocannoniere. 4-1. Cala il poker Raimondo Lucera e sono 21 in campionato per l'ex, tra le altre, di Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana, tra le altre, tra le ultime del suo cammino che già l'anno scorso l'ho visto gioire proprio con la squadra Arbresh, tra l'altro con al timone il suo attuale direttore sportivo, ovvero sia Ciccio Tantilli. Ultimi 10 e spicci prima dell'intervallo di metà gara. Bagheria ha 55 minuti più recupero dal ritorno in eccellenza. Bartoloni con l'alleggerimento sbagliato d'Agostino, dribbla Cagnina e deposita in porta. E qui diciamo che il Bagheria il gol se lo fa da solo, è doppietta e sono 12 in campionato per Giacomo D'Agostino. E 4-2 per l'Aspra. Guarda, 4-2 per il Bagheria, ovviamente. Cambia il punteggio per l'Aspra, che a sua volta opera il suo primo cambio con l'uscita di Terranova, ingresso con la maglia numero 18 per Gabriele Tarantino, classe 2007 al posto di un classe 2008. Si alza in maniera impercettibile l'età media, già particolarmente bassa. Si interscambiano due dei protagonisti della formazione juniores dell'Aspra. Qui Caracappa cerca di allungarla, interviene subito Gabriele Tarantino, che adesso prova anche a spingere, evita l'intervento di Rama. Ancora Tarantino, allarga per la corsa di Ciancimino. D'Agostino fronteggia, palla di ritorno ancora per Marco Ciancimino, che arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone, ma era uscita la sfera. E allora si riparte al fondo e Aspra, che comunque non disdegna di attaccare quando può, non disdegna nel provare ad approfittare delle sbavature e dei momenti di eccessivo relax della capolista. Qui Rama apre su Giglio, serve Fiorentino, controllo non semplice, riesce a liberarsi del pallone servendo Bartoloni, poi Perricone. Ultimi 8 del primo tempo in arrivo. Il punteggio lo vedete, già 6 gol al Comunale
con l'Aspra, che comunque sta cercando di rendere l'onore delle armi in questa partita in cui nulla ha da dire, nulla ha da chiedere, ma al tempo stesso c'è la voglia di non stendere il tappeto rosso a una squadra che intanto si porta vicino alla soglia dei 70 gol fatti, perché siamo a quota 69 con quello realizzato da Lucera. Sono invece 17 quelli subiti, un po' sporcata la media, mentre Cina controlla Biondo. L'appoggio d'esterno molto buono su Gabriele Tarantino, l'avanzata del 18, lo ferma Tarantino, lo ferma Fiorentino, fallo laterale. La rimessa per Cina, preso in controtempo il suo compagno appena subentrato, allora sarà fallo laterale per il Bagheria, praticamente dallo stesso punto, dalla stessa zolla di campo. Fiorentino, Di Giorgio, Rama, Perricone, l'anticipo tentato inizialmente da Ciancimino su Giglio, quest'ultimo arriva sulla sfera, torna da Perricone, Lucera, serve dall'altra parte Costa, è aperto tutto a destra Bartoloni, lo vede e lo serve il numero 3. Caracappa, Costa, Cagnina, Cagnina con calma, poi opera il lancio, controllato, poi cerca di gestire il pallone senza successo il Bagheria, alla fine mette fuori Caracappa, non arriva sulla sfera Lucera, allora sarà rimessa con Ventimiglia. Ciancimino, palla in verticale interessante per D'Agostino, che inizialmente l'aveva controllata, poi non ha dato seguito al suo stop di punta. Azione che sfuma e Aspra che cerca di complicare la vita ai suoi avversari, proprio di rimpettare, nonché vicini di tratto di mare, che è veramente una distanza minima tra i due comuni, molto molto vicini tra loro, è praticamente un derby tra veramente vicini di casa. Aspra tornato quest'anno in promozione dopo la scorsa pessima stagione, praticamente a braccetto con il Mazzara, con quello che è stata anche una situazione abbastanza rivedibile e discutibile, quello spareggio almeno indetto ma poi mai disputato per assegnare ultimo e penultimo posto in eccellenza girone A. Sicuramente una delle pagine più particolari e strane, bizzarre della stagione. Quest'anno le ambizioni di ripartenza sotto la guida di un uomo, un allenatore che conosce bene questo stadio e questo campo, ovvero sia Marco Mineo, poi il passaggio di consegne con mister Giuseppe Pagano, il quale però non è riuscito a dare quel qualcosa in più. Poi tanti giocatori hanno lasciato la squadra per questioni di natura economica, tra questi anche giocatori di categoria superiore come Fabrizio Monti, come Megna, come il portiere Randazzo. La squadra si è salvata. Lucera, serie di finte, destro, alto. Minuto 42 che sta per terminare.
Qui intanto Ciancimino, dopo la respinta, scordato, Fiorentino recupera palla, Giglio Bartoloni. D'esterno l'argentino si rifugia da Costa. Qui intanto prova a recuperare palla l'Aspra. Cagnina in qualche modo si rifugia da Rama. Di Giorgio, controllo raddoppiato ma riesce a tenerla. Bartoloni. Battuta lunga dell'argentino a cercare la corsa di Giglio. Giglio è più veloce dei suoi avversari, lo inseguono i due. Tarantino, Giglio, la respinta a gamba aperta, a piede aperto di Chiello. Tanto, a proposito di Festival del Gol, punteggio molto simile si sta avendo a Palermo, tra Palermo e Sassuolo. Il punteggio adesso recita 5-2. È vittoria che sta maturando particolarmente pesante e importante per il rosanero di Alessio Dionisi. Ne approfitto anche per ricordarvi che sul nostro sito www.sportisili.it potrete trovare cronaca, pagelle e dichiarazioni post partita relative alle gare delle 3 siciliane impegnate oggi nei campionati professionistici, ovvero sia il Palermo che sta per terminare la sua fatica contro il Sassuolo, il Messina che alle 17:30 scenderà in campo a Potenza contro il Sorrento, infine alle 19:30 aperitivo particolarmente corposo tra Catania Avellino al Massimino, arriva la capolista. Naturalmente approfondimenti anche sul girone I di Serie D, sui 2 gironi di eccellenza e sui 4 gironi di promozione, con risultati e classifiche naturalmente. Spazio, visto che oggi è giornata di verdetti in promozione, per quelle che sono anche le celebrazioni per le squadre che si aggiudicheranno i campionati. Un paio di settimane fa è stato il turno del Niscemi che ha dominato il girone D. Intanto assegnati 2 minuti di recupero. Girone D di promozione ha visto il dominio del Niscemi, il girone B ha visto ieri la vittoria in volata della Messana che torna dopo neanche un anno in eccellenza. Oggi si assegnano gli altri 2 troni, uno lo vedremo probabilmente assegnare qui, visto che siamo praticamente al giro di boa tra Bagheria e Aspra, a breve in corso i 2 minuti di recupero, e poi nel girone C testa a testa Camarat Giarre, anzi Giarre Camarat per essere più precisi, con la squadra giallo-blu che è in testa per un punto e che sta giocando contro il fanalino di coda San Pietro Calcio. Di tutto questo e di tanto altro parleremo anche domani sera allo calcio a partire dalle ore 20:45 sul canale YouTube Sportisili TV e sulle pagine Facebook Sportisili e per l'appunto Lo Calcio. Caracappa, gira palla, ancora una volta il Bagheria, cerca uno sfogo, l'ex Don Carlo Misilmeri si appoggia al suo portiere Cagnina. Incolpevole sulle 2 marcature, entrambe messe a segno da Giacomo D'Agostino. Gabriele Tarantino può avanzare, servizio per scordato, irraggiungibile per lui. Si esaurisce al primo minuto di recupero. Qui catechizzato il classe 2007 nei suoi compagni di squadra. Ultimi secondi del primo tempo al Comunale, non alza il ritmo, non accelera il Bagheria, col direttore di gara che emette 2 fischi. Finisce il primo tempo 4-2 Bagheria sull'Aspro, un paio di passaggi a vuoto per la capolista, coincidenti con le 2 reti messe a segno da D'Agostino, ma prima e in mezzo i 4 gol con Perricone, con Stassi, con Fiorentino e con il capocannoniere Raimondo Lucera. Noi naturalmente restiamo collegati sul terreno di gioco del Comunale di Bagheria. Intanto con immagini dei campi targati Sportisili poi torneremo col secondo tempo di Bagheria Aspra.
all'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore. Grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra, che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato, di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e lo si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'oratorio marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2 o 3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 lì le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'oratorio marineo 2 partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. E le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima che è Castellammare e poi avremo l'ultima col Castellammare. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto, merito all'Atletic che ha vinto la partita perché sapevamo che come ci potevano punire l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Atletic, con lo spirito di onorare questo campionato perché è giusto così e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Andiamo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai play-out, è un avversario che gioca benissimo, un grande allenatore, è una squadra che gioca bene e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra.
Rientriamo dallo stadio comunale di Bagheria, secondo tempo tra Bagheria e Aspra. Come vedete in grafica il punteggio del primo tempo fermo sul 4-2, fermo per modo di dire, visto che tante volte ben 6 è cambiato. Cambia anche la disposizione in campo, almeno in casa Bagheria, perché termina la partita e in casa nerazzurra ci si augura anche che termini il campionato per Raimondo Lucera. Al suo posto è entrato Gallina, non era al top il capocannoniere del girone A di promozione, che ha trovato nel corso del primo tempo la rete numero 21. Mi corregge il buon Ivan Di Giorgio, sono 22 gol e non 21. Prima ancora che lo faccia Salvo Geracic, c'è stato qualcuno che mi ha corretto sui gol. In ogni caso, capocannoniere indiscusso nel girone di promozione, che termina qui il suo compito anche per un piccolo problema muscolare che lo ha attanagliato durante la settimana e durante gli ultimi giorni. Al suo posto Gallina, che pur in una squadra veramente composta da giganti è riuscito spesso e volentieri a ritagliarsi il suo spazio e anche a segnare qualche rete. Adesso 45 minuti per lui, per il resto non cambia, almeno rispetto agli 11 che hanno terminato il primo tempo. La formazione del Bagheria, che a breve andrò anche ad elencare, con qui Gio che cerca di liberarsi, c'è il fischio, c'è il fallo commesso sui danni secondo il direttore di gara da Cina, che non sembra essere molto d'accordo. Quindi formazione del Bagheria con Cagnina in porta, linea difensiva con Bartoloni, che ha preso il posto di Florio a destra, a sinistra Di Giorgio. I centrali sono Costa e Perricone. In mezzo al campo persiste il terzetto composto da Fiorentino, Rama e Caracappa. In avanti adesso con Giglio e con Stassi c'è per l'appunto Gallina. Intanto occhio alla punizione che verrà battuta da Fiorentino verso l'area di rigore, addirittura col tacco Ciancimino, poi sforbicia Bordoni per allontanare definitivamente la minaccia. Di Giorgio col controllo quasi magnetico, l'impatto tra il pallone e lo scarpino destro del numero 4 del Bagheria. Qui intanto alleggerimento troppo forte e allora concede calcio d'angolo il Bagheria all'Aspra. Aspra che scende in campo con gli stessi 11 che hanno finito il primo tempo, anche perché anche in questo caso c'è stato un cambio forzato nella prima frazione. Andrò ad elencare la formazione in questo caso dopo la battuta del corner che viene affidato a Leandro Bordoni. La battuta sul primo palo, Stassi il più lesto di tutti, c'è Ivan Tarantino a controllare, inseguito, costretto ad alleggerire all'indietro su Scordato, sterzata rischiosa su Fiorentino che continua ad inseguirlo, lo costringe alla giocata all'indietro, poi cambio di gioco nelle parti proprio del subentrato del primo tempo, ovvero sia Gabriele Tarantino, poi cerca D'Agostino, palla per Biondo, si è inserito Scordato, ingresso in area, Perricone lo chiude. Allora formazione dell'Aspra con Chiello tra i pali. Al momento ci sono 5 difensori, con a destra Ventimiglia, i centrali, il terzetto di centrali, mentre qui Stassi viene fermato, il terzetto di centrali con Quartuccio, Cina e Ivan Tarantino. Gabriele Tarantino agisce a sinistra, in mezzo al campo Bordoni, Biondo, Ciancimino, in avanti Scordato e D'Agostino. Ricordo che ha ancora 3 cambi il Bagheria, che porta con sé in panchina con mister Angelo Tomasello il secondo portiere, che è Crisafulli, poi D'Amico, Abate, Andrada, Locascio, Lopresti e Geraci. Dall'altra parte 4 cambi a disposizione di mister Shortino, che ha a disposizione in ordine di numero Cicalese, Sportaro, Sorbello, Tripoli, Randazzo, Licausi e Fricano. Giglio
che ha avuto proprio all'Aspra le sue prime fiammate a livello di calcio dei cosiddetti grandi, o per meglio dire in uscita dal settore giovanile. Qui la palla spazzata da Ventimiglia, Costa di testa per Ricone che alleggerisce su Cagnina. Vediamo che al momento l'altro risultato che può interessare al Bagheria, ovvero sia quello di Montelepre, vede il Montelepre perdere contro il Borgetto Giardinello. Borgetto Giardinello che, ricordo, sarà protagonista in Coppa, mentre proprio da un paio di minuti, a dire la verità, è arrivato il pareggio della squadra di Peppe Guida, che naturalmente deve scalare una montagna veramente enorme per poter sperare in quello che adesso assume veramente i contorni di qualcosa di molto simile al paranormale. Intanto cambio per l'Aspra, il secondo ordinato da mister Shortino. Andiamo a vedere di chi si tratta e soprattutto chi lascia il campo. Il campo lo lascia Ventimiglia, altro prodotto della Juniores. Al suo posto in campo Cicalese, maglia numero 13, Simone Cicalese, altro classe 2007 in campo. Ribadisco, tantissimi giocatori 2006-2007 a disposizione del tecnico, che li ha a disposizione, giusto per ribadire il concetto, anche nella compagine Under 19. E riprende il Bagheria. Caracappa, Rama, palla in avanti, Fiorentino. Caracappa per Ricon. Perricone, Gallina, ancora l'ex San Vito che scodella su Stassi, anticipato da Ivan Tarantino. Qui lo scambio che vede protagonista Quartuccio. Stassi, palla per la corsa di Gio che arriva prima di Cina, i due ex di questa partita. Alla fine ha la meglio Gabriele Tarantino. E qui la conclusione di Stassi, la palla che si perde fuori. Ha già ripreso il gioco l'Aspra. Caracappa, Costa. Di Giorgio, Perricone, Rama. Caracappa scambiato con Giglio, prova a dare ritmo adesso alla propria azione offensiva il Bagheria con Bartoloni che evita l'intervento di Tarantino. Su di lui arriva anche Ciancimino che gli porta via il pallone. Duello presente sulla linea laterale tra i due. Ancora l'ex giocatore dell'Oratorio Marineo che prova a liberarsi della sfera, lo fa anche molto bene, servendo dall'altra parte Quartuccio. Quartuccio evita la pressione di Gallina e di Giglio. Poi Ciancimino, fallo di Fiorentino, punizione aspra. E c'è cambio.
Tocca ad Andrada. Lascia il campo fiorentino, che termina così il suo lavoro per oggi. Qui intanto Tarantino con Cina, due veterani in campo. Su Caracappa recupera palla. Di Giorgio. Costa ricevuto da Gallina. Intanto palla sulla sinistra per la corsa di Caracappa che non può arrivare, Quartuccio scorta l'uscita del pallone fuori. È subito rimesso in gioco Chiello, si appoggia ad Alfonso Cina. Per il momento silenti le due panchine. Gioca come sempre, purtroppo, ormai da 2 stagioni, se non di più, in un clima quasi da teatro. Naturalmente la speranza, l'obiettivo, in primis della società, è quello di, parlando ovviamente del Bagheria, ma non solo, del Bagheria, anche delle altre formazioni che si presume continueranno a usufruire dell'impianto, è quello di poter aprire al pubblico nella stagione 25-26. Ma in fase di completamento la tribuna che si staglia alle spalle di chi vi parla. In corso anche le operazioni anche sulla gradinata opposta, quella alle spalle delle panchine. E sicuramente avere una squadra in eccellenza che rappresenta al meglio la comunità bagherese non può che essere una spinta nell'accelerare o quantomeno nel portare a compimento in tempi brevi i lavori mancanti. Tanto c'è poco da raccontare al momento sul campo, palleggia l'Aspra con Tarantino e Cina. Cina cerca e trova D'Agostino, il quale controlla, viene subito aggredito Andrada con recupero palla. Bartoloni indietro da Cagnina. Rama. Perricone ancora per l'ex giocatore, tra l'altro di Parma Valle Monreale. Costa. Andrada. La testa, finta di lanciare, poi si appoggia ancora da Daniele Rama. Di Giorgio, il tuttofare del Bagheria, ha giocato terzino destro, terzino sinistro, ha giocato mezzala, ha giocato playmaker, è mancato solo di fare il portiere alla punta, poi le ha fatte tutte. Pericone. Caracappa, Rama. Costa. Avanza. Giglio. Viene molto basso a prendere il pallone, poi si appoggia da Rama in posizione di playmaker molto basso. Va da Cagnina. Andrada.
Pallone non facile per Costa che lo appoggia di prima col piattone aperto. Bartoloni, Stassi, manca l'impatto col pallone, Cecina. Poi Bordoni per Ivan Tarantino, il quale viene chiamato a gran voce da D'Agostino, posizione regolare. Ciancimin fronteggia, passa per vie centrali, Scordato, va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore contestato da Perricone, si va comunque dagli 11 metri. Dai 11 metri c'è Scordato, il fischio dell'arbitro. Scordato spiazza Cagnina e c'è un solo gol di vantaggio adesso per il Bagheria. Segna il giovane numero 9, Aspra a -1. Contestata ancora la decisione del direttore di gara, Perricone, che ribadisce a gran voce di non aver minimamente sfiorato Scordato, che è andato giù effettivamente con apparente eccessiva facilità. In ogni caso gol che riporta l'Aspra ad un solo gol di distacco. Qui intanto fallo su Di Giorgio. Fallo commesso da Quartuccio, punizione. Ne approfitto per ricordare la terna oggi in campo. Direttore di gara il signor Paolo Arculeo della sezione di Catania, sezione palermitana. Invece per i due assistenti Luca Iannazzo e Alessandro Cottone. Intanto a terra Scordato. Tanto Capannello Giorgio, levati, Giorgio. Vabbè, tu ne capata più scemo. Che scemo. Che scemo, che scemo. si rialza Scordato. Iva, ti chiedo scusa io, Iva. Oh, scusa, Il signor Arculeo a colloquio con Aldo Perricone. Contatto con Scordato, chiede scusa a più riprese. Intanto un cambio per parte. Cioè l'uscita di Perricone nel Bagheria vuole limitare i danni. Angelo Tomasello che manda in campo Lopresti. Dall'altra parte invece c'è stata l'uscita, se ho visto bene, no, in realtà Ciancimino è ancora in campo, allora non c'è stata nessuna uscita. Esce Perricone, entra Lopresti, unico cambio in questa fase.
Rimessa per l'Aspra. Costa. Lo presti, adesso gioca Di Giorgio centrale, sempre per il famoso discorso per cui Di Giorgio sta facendo letteralmente tutti i ruoli. Qui intanto la palla gestita da Giglio. Giglio prova ad inserirsi, Giglio accelera, palla per Stassi, fronteggia Stassi, calcia, respinta, fuori gioco di Giglio. Si riprende con la punizione battuta dall'Aspra. 24 minuti alla fine più recupero. Andrada recupera palla, prova ad accelerare l'argentino, inseguito da Ciancimino. Gallina offre a Bartoloni. Di Giorgio. Costa. Cambia dunque per la terza volta la coppia centrale titolare della difesa del Bagheria, che aveva iniziato con Florio Perricone. Sono usciti entrambi, uno per problema fisico, l'altro evidentemente per evitare guai, per evitare di terminare la partita con l'uno in meno, perché non che Perricone non sia un giocatore in grado di tenere a bada i nervi, ma in questi casi il rischio c'era e non di poco. Conclusione di Andrada sopra la traversa. Nella vita siamo unici. Tanto sempre dagli altri campi della promozione, sempre 1-1 tra Montelepre e Borgetto Giardinello, risultato che naturalmente agevola il compito del Bagheria, che qui attacca sempre con Giglio fermato. Ancora Giglio, passa in mezzo a due, Giglio, conclusione! Fuori non di molto, prova a mettersi in proprio qui Giglio. Siamo a metà del secondo tempo. Il punteggio vede il Bagheria avanti di una sola rete, dopo essere stato avanti 3-0 e 4-1. Per il momento il rigore conquistato e trasformato da scordato dà un po' di brivido a questo finale di partita e di campionato. Ricordiamo che la settimana prossima si giocherà la gara di andata delle semifinali di Coppa. Con le due regine del girone B, ovvero sia Messana e San Fratello, opposte rispettivamente a Gemini e Borgetto Giardinello. Poi ci sarà la Pasqua e poi via con playoff e playout, ovviamente laddove si giocheranno. Qui intanto Stassi prova ad entrare, non ci riesce. Allora Chiello a gestire con Ivan Tarantino. Cicalese, la palla per Quartuccio che la perde, Giglio per Stassi che fronteggia, Stassi! E arriva forse adesso il gol che ristabilisce le distanze. Non poteva che segnarlo lui, non poteva che essere Di Giorgio Stassi la firma. Quinto sigillo per il Bagheria, che adesso inizia a intravedere lo striscione. E a braccio in panchina
con tutta la squadra praticamente a far capannello attorno al suo allenatore. Ha cambiato una pedina intanto l'Aspra con l'ingresso in campo con la maglia numero 20 da parte di Ivan Antonino Fricano. Ha preso il posto di... cercando di capire al posto di Cina. Ha preso il posto di Cina con Biondo che si è abbassato. Qui intanto prende una brutta palla Ivan Tarantino. Andrada prova ad accelerare, ancora Andrada fermato da Ciancimino senza fallo. Qui ha opposto il fisico per evitare guai il numero 11 è l'Aspra, con l'apertura adesso per D'Agostino che cerca nuovamente di mettersi in ritmo contro Lopresti. Stringe il campo D'Agostino che evita anche l'intervento di Rame. Due hanno giocato anche insieme a Marineo. La battuta di Tarantino, controllo, battuta di Ivan per Gabriele Tarantino, fermato quest'ultimo all'intervento di Giglio. Poi D'Agostino non riesce a gestirla, Lopresti appoggia a Gallina, arriva Andrada, arriva prima di Scordato, contatto molto simile a quello che ha provocato il rigore nel momentaneo 4-3, porta al fischio arbitrale al fallo, commesso questa volta e non subito dal numero 9 in tenuta blu. Bartoloni, Caracappo, Di Giorgio, qui pallone recuperato da D'Agostino. D'Agostino finta di calciare, ancora D'Agostino ai 20 metri, fallo di Gallina, abbastanza ingenuo. Intanto è cambiato ancora il punteggio a Montelepre, passa in vantaggio il Montelepre 2-1. Adesso non ha più margini di errore il Bagheria, 2 gol di vantaggio a 17 minuti più recupero dalla fine. Ma intanto occhio a questa punizione sulla palla Ciancimino, nessuno gli si fa incontro e allora andrà lui all'esecuzione di questo piazzato. Siamo a 25 metri dalla porta difesa da Cagnina che chiama 5 compagni a comporre la barriera. Si allontanano tutti i compagni, quindi andrà proprio Marco Ciancimino alla battuta della punizione altissima. Respira il Bagheria, perché è chiaro che un ulteriore gol dell'Aspra andrebbe a rendere in maniera non necessariamente tesa il finale. Bagheria che adesso si deve imporre qualcosa che forse non si è mai riuscito ad imporre veramente, ovvero sia il fatto di gestire. Squadra sempre abituata a tenere alto il ritmo, alta l'intensità. Del resto non si segnano 70 gol in 26 giornate se non si gioca ad un certo ritmo. Gallina, palla per Josué Andrada. Cagnina, Costa, servizio per Rama che può avanzare, Stassi la tiene,
Appoggio per Costa. Di Giorgio. Bartoloni. Appoggio per Samuele Caracappa. Va a prendere il centro del campo. L'appoggio per Giglio, che ha tanto campo da prendere. Giglio ai 20 metri, se la porta al sinistro. Giglio ancora. Giglio cerca luce per il tiro. La trova adesso. Giglio, l'appoggio! E la palla sulla traversa. Clamorosa opportunità qui per Gallina per firmare la sesta rete, quella che avrebbe definitivamente chiuso i conti. Ma attenzione, perché prova a ripartire l'Aspra. C'è il fallo, speso bene, si è visto bene da Rama, è piazzato ad un quarto d'ora più recupero dalla fine per l'Aspra, che ha rischiato di andare nuovamente sotto di 3 gol. Qui intanto Quartuccio prova a passare, lo ferma Rama, poi Bartoloni pulisce per Di Giorgio. Andrada per Gallina. Appoggio complicato per Giglio, che la tiene in campo. Serve Lopresti. Ora Andrada può controllare, adesso viene inseguito da Scordato, rallenta. L'argentino. Costa. Rama. Bartoloni. Appoggio cercato e trovato nel suo connazionale. Lancio di Andrada col contagiri a cercare Caracappa. La fa scendere il 19, che poi serve Stassi. Stassi alza la testa, cerca Bartoloni, poi vince un rimpallo. Ancora Stassi, palla per Rama ai 25 metri. Triangolo che non si chiude tra Rama e Stassi. E allora Aspra con il lancio di Ciancimino. D'Agostino prova a inseguire il pallone e Di Giorgio con calma olimpica da Cagnina. Lopresti alza la testa, vede vicino a sé Giglio, lo serve. Allora Andrada prova a far correre il pallone, il Bagheria prova a ridurre il consumo energetico per questo finale. La squadra di Tomasello, che ha 13 minuti più recupero dal ritorno in eccellenza. Ultima volta stagione 2012-2013, stagione terminata all'ultimo posto per la squadra, ripartì dalla prima categoria. Intanto il lancio, Cagnina anche anticipato dall'intervento di Di Giorgio. Bordoni, poi la palla ancora gestita da Bordoni dopo l'appoggio di Fricano. Ciancimino, scambio con Scordato, poi apertura a sinistra per Giacomo Tarantino. Gabriele Tarantino, scusa. Ivan Tarantino adesso. Sventagliata dalla parte di D'Agostino, anticipato facilmente da Bartoloni. Poi Caracappa, controlla a seguire, appoggio indietro a Di Giorgio. Gradito da Stassi. Lopresti può controllare in tutta tranquillità. Costa. Di Giorgio. Costa, Lopresti. Andrada di prima a cercare ma non a trovare Gallina. Di questa partita, di tutto l'ultimo turno dei 4 gironi di promozione e del penultimo turno dei 2 gironi d'eccellenza. Parleremo domani sera allo calcio 20:45 sul canale YouTube Sportisili TV, sulle pagine Facebook Sportisili e Lo Calcio, per riassumere il primo rovente weekend del mese di aprile per quanto riguarda il calcio dilettantistico dalla D in giù. Tanto cambia ancora l'Aspra con l'uscita di Scordato, che si è comunque messo in luce in questa ultima giornata, conquistando e realizzando il calcio di rigore. Al suo posto Salvatore Licausi, entra un 2007 al posto di un 2005, conferma della bella gioventù a disposizione di Shortino. Caracappa, Gallina con metri davanti, lancia per la corsa di Bartoloni, prova ad arrivare all'argentino, che in effetti arriva nel corpo a corpo con Quartuccio, poi inconcepibile questo appoggio.
e Bordoni può arrivare con tutta la calma del mondo. La gestione adesso dell'Aspra con Ivan Tarantino, Tricano, Bordoni alza la testa, poi decide di appoggiarsi con semplicità a Quartuccio, che è ancora indietro a Cicalese. Stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti di questa partita e presumibilmente del campionato di queste due squadre. Poi naturalmente recupero che non dovrebbe essere particolarmente ampio, anche se ci sono state le interruzioni per i cambi, l'interruzione per il calcio di rigore. Vedremo naturalmente quale sarà la scelta della terna. Qui intanto cerca la giocata, la trova Gabriele Tarantino, poi Biondo si appoggia a Ciancimino, il quale completa il giro di valzer, va a destra da Bordoni. Cicalese, Chiello, Cicalese, Quartuccio con spazio, accorcia adesso le distanze Andrada, poi Bartoloni riconquista Andrada, lotta in mezzo a due, ultimo tocco, l'avete visto anche voi a casa, e di Quartuccio. C'è un altro cambio, dovrebbe essere l'ultimo per l'Aspra. Finisce la stagione di Marco Ciancimino, al suo posto dentro Emiliano Randazzo, altro classe 2007 dentro per la squadra di Shortino. E che dolore, vede che è laterale. Completato il cambio, che sarà presumibilmente l'ultimo di questa stagione per l'Aspra. Intanto vengo circuito da una bandiera del Bagheria, che nonostante l'assenza di pubblico qui, l'intento, l'obiettivo è quello di dare una parvenza di festa in un impianto purtroppo desolatamente vuoto. Si spera per l'ultima volta. Vedremo naturalmente l'estate cosa porterà, che novità porterà in serbo per la cittadinanza bagherese, e anche, come detto prima e come detto sempre durante queste stagioni, anche per le società, perché ricordiamo che si sono alternate sul terreno di gioco del comunale 3 formazioni, tra l'altro tutte facenti parte dello stesso girone, lo stesso campionato, ovvero il Bagheria, il giovanissimo Bagheria 90-011 del presidente Aiello, e appunto l'Aspra che gioca qui le sue partite interne in attesa di novità anche per la struttura della borgata. Qui intanto fallo di Biondo, calcio di punizione, il direttore di gara che ha deciso di non mettere mano ai cartellini anche a fronte di falli tattici, scelta equivalente dai due lati, quindi un metro deciso prima, che può starci considerando anche la poca verve agonistica da entrambe le parti. C'è stato un piccolo momento di tensione in precedenza, quando Perricone, dopo il calcio di rigore, in un'azione successiva al calcio di rigore del 4-3, ha colpito in maniera, a mio parere, involontaria, scordato. Tutto è rientrato nella norma poi. Ultimi 6,5, poi recupero e poi probabilmente, molto probabilmente, festa per il Bagheria. Caracappa è sul fondo, incontro Bartoloni, riceve, servizio per Andrada, Andrada fronteggia, il dribbling, Andrada, altro dribbling, sempre Andrada, la respinta di Chiello, è andato ad un passo dal golaso Josué Andrada. Poteva essere la ciliegina sulla torta anche per la stagione di Andrada, che è entrato in punta di piedi in questa realtà, in questa squadra. Lui insieme a Bartoloni, arrivati in estate direttamente dall'Argentina per dare un tocco in più di musicalità, un tocco di Sud America al Bagheria. Buonissima la stagione per entrambi.
D'Agostino accelera proprio su Andrada, che non perde un passo e alla fine guadagna anche il pallone. Caracappa, Rama, Stassi, Andrada, Bartoloni, girapalla il Bagheria. Adesso con calma, si può dire che il gol di Stassi abbia fatto scendere in maniera importante il tasso di tensione che stava avvolgendo la formazione di Tomasello dopo il gol del momentaneo 4-3 di Scordato. Ci ha pensato il capitano, ci ha pensato il comandante della sua squadra per riportare tutto quasi alla normalità. Gallina, gancio in due tempi, poi riesce in qualche modo a liberarsi, cerca ma non trova Raffaele Giglio, il quale oggi per suoi demeriti ma anche per demeriti dei compagni ha fatto fatica ad entrare in ritmo gara. Resta comunque un assoluto protagonista di questa stagione. D'Agostino, controllo non semplice, lo rimonta e lo ferma Bartoloni, rimessa per l'Aspra. Stiamo per entrare negli ultimi 4 minuti e termina i cambi Angelo Tomasello, restituendo la gioia della partita a Davide Locascio. Esce Caracappa, dunque termina il campionato di uno degli assoluti protagonisti di questa stagione, non tanto e non solo per i 10 gol segnati in campionato, uno dei 3 in doppia cifra insieme a Lucere Stassi, e torna. Questo è un graditissimo ritorno, non soltanto per il Bagheria. Vede Locascio grandi problemi fisici fin dal suo addio all'Acragas all'inizio della stagione, l'approdo alla Don Carlo Misilmeri, anche lì problemi fisici non di poco conto. Alla fine la scelta di approdare a Bagheria, dove anche in questo caso non sono mancati gli infortuni, lui che stava cercando di debuttare, intanto conclusione bloccata senza grossi problemi da Cagni nel tentativo senza grosse pretese. E vedremo anche quale sarà la scelta di Locascio, perché comunque il Bagheria ha fatto un investimento su di lui durante l'inverno. Lui ha fatto veramente tanto per rimettersi in campo, quantomeno per chiudere la stagione al fianco dei compagni. Vedremo se la società sarà intenzionata a confermarlo. Vedremo anche quali saranno le scelte durante l'estate, perché a dispetto del salto di categoria, che comunque non è roba di poco conto, il Bagheria già quest'anno ha costruito un organico di grande spessore, con la beffa tra l'altro del mancato ripescaggio per mezzo punto in eccellenza, ripescaggio a vantaggio del Lascari Cefalù, che ha dunque privato Bagheria e il Bagheria dell'eccellenza, possiamo dirlo, con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia dei presidenti Marino e Gallina. Presidente Marino sempre a bordo campo, sempre presente per queste partite. Naturalmente sentiremo anche le loro sensazioni, sentiremo le loro impressioni in quella che ormai, con 90 secondi più recupero da giocare, possiamo quasi dirlo, quella che si profila come la festa dell'ASD Bagheria Calcio, che si avvicina ad ampie falcate verso i ritorni in eccellenza dopo 12 anni. C'è un fallo laterale provocato dal tocco di Josué Andrada, e allora Bordoni col tocco per Biondo, apertura panoramica a sinistra su Gabriele Tarantino, ultimo minuto dei 90 che inizia adesso. Si inizia a fremere, si inizia a scalpitare sulla panchina del Bagheria. Ce ne fosse uno seduto al suo posto, anzi in realtà qualcuno seduto c'è. Sono tutti lì, chi ha giocato, chi non ha potuto giocare, chi non è stato mandato in campo a gara in corso, mentre in lontananza al di fuori dal perimetro del comunale si inizia anche a sentire qualche trombetta
probabilmente gente che starà seguendo, avrà seguito le vicende della partita dal nostro canale e poi si sarà portata a ridosso del comunale, che si trova nel cuore di Bagheria e che sicuramente seguirà, proverà a seguire. Sono anche arrivati i ragazzi del settore ammessi in quanto tesserati. Tanto 4 minuti di recupero. Tanto possiamo dirlo, al mio qui vicino a me c'è Mister Di Paolo, il preparatore dei portieri, che non è per niente contento della scelta della terna, ma tant'è. Recupero che è iniziato da 20 secondi e allora ne mancano 220 prima di sentire quei 3 fischi tanto attesi, tanto sognati, tanto voluti dal popolo bagherese, da tutto il Bagheria Calcio. Che non vedeva l'ora, non vede l'ora di godersi questa festa. Qui intanto conclusione di Biondo, palla che viene fatta scorrere fuori e se n'è andato il primo dei 4 minuti di recupero, ne mancano 3. Con tutta la calma del mondo Cagnina va a recuperare il pallone. Di Giorgio, Andrada la porta su, Gallina, giro palla che coinvolge anche Giorgio Stassi, non poteva che esserci la sua firma e addirittura l'ha messa in doppia copia in questo pomeriggio storico per lui e per la squadra che lo ha eletto a leader, a capitano. Già l'anno scorso, quando il Bagheria, prima nelle mani di Tomasello, poi nelle mani di Pagano, andò a giocarsi una semifinale playoff perdendola dopo i tempi supplementari al Francolo Monaco contro quella che è stata la squadra del passato di Giorgio Stassi, ovvero sia la Parmonval, che poi in eccellenza ci sarebbe andata, ma tramite ripescaggio. Il Bagheria che quest'estate in eccellenza voleva e per larghi tratti sperava di arrivare, tramite ripescaggio non ci è riuscito per una differenza veramente minima in favore della Scarice Falù. Chi ama sognare con lo sport, chi ama sognare col calcio, dice e pensa che forse è stato più bello così, senza dubbio. Bello è stato bello, ma intanto attenzione a Stassi che si invola fuori gioco. Segna, ma non vale. Poteva essere l'ennesimo pallone portato a casa della sua grande stagione, ma è stata una grande stagione di tutto il Bagheria. Che si avvia a 1 minuto dalla fine a celebrare questo titolo. Intanto fermato D'Agostino, si riparte dal fondo. Locascio, ultimi 20 secondi e possiamo dirlo che può cominciare la festa in casa Bagheria, perché come ricordato in sede di presentazione di questa partita, 4.368 giorni dopo il Bagheria torna in eccellenza, lo fa con grande merito, lo fa dopo una cavalcata straordinaria dal Marsala all'Aspra, dal 2013 al 2025 torna la città delle ville a giocare il campionato di eccellenza. Bagheria batte Aspra 5-3, è la partita non decisiva, perché la partita decisiva è stata probabilmente quella della scorsa settimana, con la caduta del Montelepre, la caduta a testa altissima del Montelepre, il trionfo del Bagheria che ha potuto gioire
di questo sorpasso all'ultima curva e adesso può iniziare a festeggiare, può iniziare ad abbracciarsi, può scrollarsi di dosso la tensione, la paura di non farcela, la paura di subire un'altra beffa dopo quella dell'estate scorsa, quando il titolo, quando il ripescaggio in eccellenza saltò per una frazione di punto e alla fine la gioia, la festa del Bagheria Città delle Ville, che dunque è la seconda squadra, la terza squadra a ottenere la promozione in eccellenza dopo il Niscemi che ha dominato il girone D, dopo la Messana che ha vinto il girone B ieri pomeriggio. Tocca alla squadra della Città delle Ville e adesso ci prepariamo per andare ad assistere, per andare a vedere, anche per sentire gli umori in casa Bagheria dopo questa festa straordinaria, dopo questo pomeriggio intenso, non privo di momenti di tensione, ma alla fine quel che si voleva, quel che serviva, quel che si cercava, ovvero sia la vittoria, ovvero sia la promozione. È arrivato tutto ed è arrivato sotto gli occhi, consentitemi di dirlo, anche con un po' di orgoglio personale, nonché aziendale, sotto gli occhi di Sportisili, che vi ha fatto gustare la marcia, la cavalcata del Bagheria verso la vittoria del campionato e la vittoria del gruppo e la vittoria di mister Tomasello, che finalmente qualche anno dopo la beffa col Sant'Anna si gode questo bel pomeriggio. Lasciamo festeggiare per qualche minuto i giocatori in campo, poi sarà festa. Intanto baci, abbracci con tutti i componenti anche dello staff. Mi permetto di ringraziare a titolo personale, a nome di tutta la squadra Sportisili, di tutta la dirigenza del Bagheria che ci ha dato una grandissima mano, anche il team della comunicazione, che è stato veramente un anno molto complicato anche per noi, per lavorare, per seguire questa squadra in uno stadio che sicuramente non agevola, non aiuta, ma alla fine la gioia grande, la gioia immensa per il Bagheria, e siamo contenti di aver contribuito alla festa, soprattutto dal punto di vista multimediale. A breve sentiremo anche qualche protagonista. Indugiamo ancora qualche minuto, poi, anche perché in questo momento, lo confesso, sto pubblicando il post sui nostri profili social e poi spazio e parole ai protagonisti. Stanno arrivando anche le maglie celebrative per i ragazzi, sono arrivati anche i ragazzi della scuola calcio a mostrare lo striscione a supporto dei loro beniamini. Mentre intanto è già al telefono Angelo Tomasello, una cosa incredibile, non riesce neanche a godersi la festa, talmente subissato di telefonate, ma è giusto così. Certo, già che sei qua, ora. Aspetta, vestito bene tra l'altro Giosuè Andrada per questa, infatti la maglia celebrativa del Bagheria, però te la faccio in italiano perché in questo Italiano. abbiamo Giosuè Andrada, grande protagonista. La prima volta che qualcuno mi chiede di intervistarlo a fine partita. Giosuè, una bella stagione, alla fine forse è più bello così, all'ultima curva col sorpasso. Sì, diciamo che allora
questa squadra sto soffrendo tantissimo dal primo minuto che siamo arrivati qua a questo stadio a fare preparazione. C'era un obiettivo da fare, penso che alla fine ce l'abbiamo fatta, non è stato niente facile, ci sono avuti discussioni fra di noi, ma ci sono cose che possono stare. Alla fine una squadra quando lotta così per vincere un campionato sono cose che possono succedere. Ecco, qual è stato il segreto, il gruppo di questa stagione del Bagheria? Questo gruppo te lo devo dire che io sto facendo in Italia magari il quarto anno e devo dire che questo gruppo quando sono arrivato mi sono trovato benissimo, non è facile quando uno è straniero venire in una squadra così dove ci sono diverse culture, diverse pensieri a volte, e questi ragazzi devo dire che sono stati uniti sempre con noi, con me, con Lautaro, che siamo quelli da fuori, siamo stati sempre uniti, ci hanno dato una grandissima mano dall'inizio, questo è molto importante. Adesso si festeggia col mate, come sempre. Bravo, ora si festeggia con un po' di mate, un po' di sicuramente qualche birretta in italiano. Vincere! E niente, andate così, sono contento. Perfetto, Giosuè, ti lasciamo festeggiare con i compagni. Adesso... Vorrei prima salutare ai miei che sono dall'altra parte del mondo e inviarle tantissimi saluti a mia madre, a mio padre pure, a mia sorella, mio nipotino, mia zia, zio, cugini, tutti. E niente, ora a godere questa vittoria, grazie a voi. Bravissimo Giosuè, ancora complimenti. Intanto Ciccio Tantillo col momento che aspettava dall'inizio della stagione, ovvero si aprire una bottiglia e festeggiare. Attenzione, anche Angelo Tomasello festeggia, è la prima volta che lo vedo così felice. Adesso il testimone del telefono passa a Carlo Troia, al suo assistente. Adesso lo possiamo dire, Angelo Tomasello e Carlo Troia saranno domani sera allo calcio. Tanto andiamo col posto celebrativo, facciamo vedere un po' di festa. Tanto sa che è arrivato quel momento in cui dobbiamo parlare sopra la musica per questioni di copyright, e adesso il nuovo trend tra i giocatori è quello del cavallino. L'abbiamo visto anche in altri campi, festeggiano i giocatori del Bagheria, che ritroveremo l'anno prossimo nel girone A di Eccellenza Siciliana 2025-2026. A portare il cavallo ci pensa Manfredi Di Giorgio. Li seguiamo, non è facile ma li seguiamo, dai. Tanto indovinate chi non sta prendendo parte a questa festa? Angelo Tomasello. Vieni mister, vieni. Mister, che gioia è? Una grande gioia, siamo felici. È il coronamento di un desiderio che ci portavamo dentro da gruppo da un anno, io da due, per cui sono felice. È stata dura perché abbiamo avuto un avversario a cui vanno i meriti, il Montenegro ha fatto un grandissimo campionato, ne approfitto per complimentarmi con loro, però noi siamo stati sempre sul pezzo, non abbiamo mai mollato, anche nei momenti un po' difficili siamo stati lì, nonostante loro non mollavano non hanno sbagliato una partita, noi eravamo sempre lì con loro e quindi poi alla fine abbiamo ottenuto il giusto premio. Sono felice per la società, per i ragazzi e per tutti quanti. Guarda, ti lascio festeggiare per due motivi: non hai voce e domani sera sei da me allo calcio, quindi recupera. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Allora c'è mister Sobrietà, il capitano. Giorgio, liberati di qualcosa che ti devo rompere le scatole per l'ultima volta quest'anno. Giorgio, hai messo la tua firma
parliamo un attimo di partita, capisco che non è il momento. Il tuo gol del 5-3 è stato quello in cui vi siete tolti di dosso tutte le angosce di una stagione. Sì, è stato un momento bellissimo, abbiamo faticato tutto l'anno, abbiamo fatto una grande stagione con i numeri che parlano da sé, quindi ora ci prendiamo questa eccellenza perché penso che ce lo meritiamo dopo un anno di sacrifici. E quindi l'anno prossimo la fascia di capitano, maglia nerazzurra ben stretta. Qua siamo, i presupposti ci sono tutti, vedremo, l'importante è che abbiamo portato il Bagheria nella piazza dove merita, quindi sono veramente molto contento. Quando 2 anni fa ho sposato questo progetto l'obiettivo era quello dell'eccellenza. Ci siete riusciti anche con un cavallo dietro, non era facile. E il resto, stagione intensa, stagione pesante, in un certo senso. Qui stavo cercando protagonista. Io vi ricordo ancora una volta, domani sera sarà un mezzo speciale, un po' Bagheria, un po' atletica, perché nel frattempo anche l'atletica, se l'è arrivato campione in eccellenza, saranno con noi protagonisti da una parte e dall'altra. Vediamo, intercettiamone ancora qualcun altro, poi li lasciamo alla loro festa. C'è ancora Giorgio Sassi che da prima dell'intervista che cerca di aprire la bottiglia, non ci riesce. Facciamo anche un po' di telecronaca, ci divertiamo anche a fare un po' di radiocronaca della festa. Tanto ve lo dico, c'è Ivan Di Giorgio che li reclama a tutti perché deve fare foto a tutti con tutti. Momento ancora di foto di rito con lo striscione, con le bottiglie, con i cavalli, è diventato un delirio. Credo che abbia chiamato il presidente Gallina direttamente da Dubai. Manfred, vieni qua. Allora, un po' cavallo, un po'. Diciamo che tra tutti i ruoli che potevi fare, quello del cavallo è quello che ti è riuscito meglio. Diciamo che quest'anno ho ricoperto un po' tutti i ruoli, dico, ci sono messi a disposizione da parte del mister, da parte della squadra e abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Dico, questo lasciamolo stare, una cosa a parte, però dico, va bene così, stiamo festeggiando, stiamo godendo e siamo Tu ci stai prendendo gusto a vincere la promozione, finalmente speriamo di vederti anche in eccellenza con questa maglia magari. Speriamo, io me lo spero, dico, poi deve essere anche la società che ci sono pure i presupposti per fare bene e speriamo di continuare questa storia insieme. Perfetto Manfred, ti lasciamo festeggiare, ancora complimenti anche a te. Io cercando te lo trovo, in questo momento il presidente Marino è in altre faccende affaccendato, vediamo di beccare qualche altro protagonista. C'è anche la signora Stassi che è in dolce attesa, a breve anche questa ulteriore gioia per il capitano del Bagheria. Qui il bomberone della promozione del girone A, 22 gol, mi hanno corretto, ne ha fatti 22. Hanno finalmente un po' finito le energie. Ormai il sigaro, no? Questa abitudine tutta americana che è stata esportata dappertutto. E dunque direi che possiamo anche chiudere questo momento di festa qui dal Comunale di Bagheria. Ribadisco, Bagheria promosso in eccellenza al termine di questo campionato 24-25, chiuso al primo posto il campionato di promozione girone A. Hanno fatto bene i testati del Bagheria a fare i complimenti al Montello perché sono stati degni protagonisti di questa
anzi no, perché adesso vede arrivare Ciccio Tantillo a passo di carica. Qui volano tappi di bottiglie, sembrano le bottiglie, ancora accesa, Aldo, ancora accesa. Voi volete vincere. Bocca al lupo. Le congratulazioni spontanee di Aldo Perricone. È stata una stagione veramente folle quella di Bagheria, Montelepre e le altre protagoniste del girone A di promozione. C'è Florio, la migliore difesa. Aldo Perricone. Siamo in diretta? Siamo in diretta, siamo in diretta. So domande da fare. No, allora aspetta, vi devo allargare perché siete troppi. C'è anche Davide che abbiamo ritrovato in campo. Oggi la miglior difesa però ha preso 3 gol. Oggi eravamo già in vacanza. Avete ragione, però eravamo distratti oggi, pensavo già ai festeggiamenti, la verità. Pure i migliori possono sbagliare. Qua però si parla di migliore difesa e arriva Manfredi perché giustamente anche lui fa parte della difesa. No, non te ne faccio più, basta, te ne ho fatte troppe domande. Direttore, vieni, direttore. Allora, e con questa, bentornato. No, questa panza pure. Eccellenza. Si vede tanto. E anche per te soprattutto ci siamo sentiti tanto anche all'inizio della stagione che è finita direi con la ciliegina sulla torta. Emozione fantastica, emozione bella perché abbiamo vinto il campionato diciamo all'ultima curva, l'ultima gara e onestamente si sente tanto, guarda, è incredibile anche questa partita sofferta, partita che non finiva mai, andare avanti con 3 gol di scarto, poi avete visto tutti com'è finita, però alla fine ci siamo riusciti, sono contento per questo successo, per la mia squadra, per il mister, per la società, per il presidente, ma soprattutto per la gente di Bagheria. Però voglio dedicare questa vittoria sicuramente a mia moglie e alla mia famiglia. Adesso la domanda che ti faccio è: quanti giorni di riposo ti prendi prima di cominciare a pensare alla prossima stagione? Domanda un pochettino difficile per poter rispondere, non lo so, dipende, quello è il tempo che ci vuole, vediamo. Va bene, dai, ti lascio festeggiare, te lo sei meritato anche tu. Vediamo chi andiamo a beccare, prima di chiudere definitivamente questa lunga maratona direttamente da Bagheria. Abbracci un po' dappertutto, il campo si è riempito, giustamente adesso c'è voglia di festeggiare. Tornato l'inno ufficiale delle squadre che festeggiano in questo anno del calcio dilettantistico e direi che è arrivato il momento di salutarci almeno per quanto riguarda il comunale di Bagheria. Naturalmente come sempre gli highlights della partita dal comunale di Bagheria, anche dagli altri campi targati sportivi. Domani sera lo calcio con, almeno per parte Bagheria, sicuramente Angelo Tomasello e Carlo Troia. Vi comunicheremo tutti gli altri ospiti domani sera. Grazie per averci seguito, anche oggi siete stati veramente tantissimi. Alla prossima e complimenti al Bagheria.